Sindaco Botteon, una serata un po' particolare dove si è parlato della situazione della scuola di Bagnolo. Ci può un po' spiegare cosa sta succedendo e come il comune ha intenzione di muoversi? Sì, una serata particolare, abbiamo voluto questa serata per avere un confronto con i genitori di Bagnolo, con la popolazione di Bagnolo, per far presente che purtroppo anche quest'anno il numero di iscrizioni sono insufficienti per garantire la partenza della classe prima al plesso di Bagnolo. Purtroppo i numeri di iscrizione sono molto bassi e d'altronde non si poteva con questi numeri pensare a fare qualche altro innesto per garantire appunto la prima classe. Stiamo lavorando ovviamente in prospettiva. La cosa positiva di questa serata secondo me è stato ribadire il fatto che l'amministrazione non intende chiudere la scuola di Bagnolo. La partecipazione dei genitori e comunque della popolazione di Bagnolo interessata affinché il plesso non chiuda è stata importante, e da qui io ripartirei, cioè diamoci il tempo che serve per partire con le nuove progettualità, perché se il prossimo anno fortunatamente i numeri ci danno ragione e possiamo sicuramente pensare di partire con i 3 plessi scolastici, perché ricordo che noi abbiamo la classe prima anche a Santa Maria di Fletto, a Rua di Fletto e appunto a Bagnolo. Il prossimo anno i numeri ci possono confortare, però dobbiamo partire subito una programmazione che sia utile a rendere possibile l'iscrizione della prima classe anche tra 2 anni nel plesso di Bagnolo. Da quanto tempo è che manca la prima classe a Bagnolo e avete intenzione di fare anche degli incontri, magari un calendario di appuntamenti in cui sia presente anche qualcuno in rappresentanza della dirigenza scolastica? Sì, allora Bagnolo purtroppo già da quest'anno scolastico in corso non ha la prima classe. Anche l'anno scorso erano soltanto 3 i bambini che avevano, i genitori che avevano deciso di mandare i bambini a Bagnolo. Diciamo che il confronto con la dirigenza scolastica e con il corpo insegnanti continua, perché già da agosto dell'anno scorso avevamo cominciato a pensare appunto di risolvere il problema relativo alle iscrizioni del prossimo anno. Continueremo su quella strada. Fortunatamente il dirigente scolastico è una persona disponibile che cerca soluzioni insieme all'amministrazione, e io credo che, come ho detto prima, aiutati anche dai genitori, dal corpo insegnanti e da una frazione come Bagnolo che vuole la scuola, vuole il plesso, sicuramente insieme potremo lavorare per raggiungere il risultato che tutti vogliamo.